La 12ª giornata tricolore, tenutasi presso Villa Zina Park Hotel di Custonaci, ha riunito importanti esponenti del mondo politico e culturale italiano per discutere temi cruciali per il futuro del paese, quali l'autonomia differenziata e il premierato. Organizzato dal Centro Studi Dino Grammatico con il sostegno della Fondazione Alleanza Nazionale, l'evento ha rappresentato una significativa occasione di confronto. Il tema cardine dell'edizione di quest'anno, il tempo della responsabilità, ha fatto emergere una riflessione profonda sulle attuali sfide politiche e sociali dell'Italia. Fabrizio Fonte, presidente del Centro Studi Dino Grammatico e sindaco di Custonaci, ha descritto l'evento come un'occasione per il territorio di riflettere su temi di grande attualità. Siamo già alla 12ª edizione, ogni anno appunto ci sono delle riflessioni che portiamo a seconda appunto del tema attuale. Quest'anno per ovvi motivi tutto ricalca sull'aspetto del premierato, sulla riforma in essere dell'autonomia differenziata, con tante ovviamente sfaccettature, tante visioni, quindi è un momento di confronto, di dialogo e di riflessione. All'interno c'è anche un momento a mio avviso importante, quello legato al premio per la cultura della legalità. Quest'anno verrà assegnato a Salvatore Borsellino, insomma una figura che con le sue agende rosse veramente ha scritto delle pagine importanti nel contrasto alla mafia e alle mafie appunto esistenti sul territorio. Nel corso del dibattito sull'autonomia differenziata, i partecipanti hanno messo in luce tanto i vantaggi quanto i rischi di una riforma che potrebbe ridisegnare il rapporto tra Stato centrale e regioni. Tra i relatori il senatore Mimmo Nania, l'onorevole Michele Rallo, l'onorevole Livio Marrocco, l'onorevole Giuseppe Bica e Massimo Magliaro. Lo scrittore e giornalista Alberto Samonà ha moderato i lavori stimolando un confronto vivace e costruttivo. L'autonomia differenziata, lì il copyright è della Lega ed è stato sempre un tema controverso. La destra in un primo momento l'ha digerito a malincuore con molte dosi di bicarbonato, no? Dopodiché si è cercato sempre di edulcorarne il significato. Resta il fatto che questa autonomia differenziata sostanzialmente l'ha voluta il centrosinistra, e il paradosso sta nel fatto che nel 2001 anche la Lega votò contro questa autonomia differenziata e votò contro per ragioni politiche, perché era in corso l'intesa con il centrodestra, tant'è che poi nel 2001 vinse il centrodestra nelle elezioni politiche. Poi si ripropose il problema, nacque di nuovo questa necessità di parlare di autonomia differenziata e si cercò di bilanciare le due esigenze della difesa dell'interesse nazionale e dell'autonomia delle regioni. È un tema però controverso, tant'è che le 500.000 firme sono state raggiunte con estrema facilità ed è probabile che il referendum passi.